mister Perticone, partiamo dalla fine. Ovviamente quelle due azioni finali dell'ultimo minuto fanno mangiare un po' le dita, ma poi c'è anche la consapevolezza di uscire a testa alta da un campo importante contro una squadra così importante, dando veramente tutto. Cosa ne pensi? No, non testa alta, testa altissima. Penso che più alta di così non potremmo tenerla, perché non mi interessano le palle gol che abbiamo avuto. C'è stata anche quella di Turchetta nel primo tempo supplementare. Non mi interessa l'avversario o quello che c'era anche in palio. Quello che guardo è lo spirito. È stata una roba a tratti veramente commovente, perché non ho parole, quindi devo solo dire grazie a una squadra che è stata fantastica da quando sono arrivato. Quindi li ringrazio ancora, è veramente stato bellissimo. Quindi vale anche un po' come tuo bilancio personale da quando sei maestro. Sì, ma il bilancio mio non è fatto di risultati, ma non per essere, per filosofeggiare, è perché quando c'è questo tipo di spirito vuol dire che si è creata una fiducia, una relazione, un attaccamento dentro l'ambiente che ti gratifica. Cioè, oggi abbiamo visto, penso che chi era allo stadio non si sia di certo annoiato. È stata una partita dove abbiamo visto i giocatori non darsi mai per vinti, lottare su tutti i palloni, volere a tutti i costi portare a casa il risultato, lottare come veramente senza mai tirarsi indietro, risparmiarsi. È una cosa bella, bellissima. Mister, tu hai sempre parlato dall'inizio del tuo percorso, di percorso per i tuoi giocatori. Siamo arrivati a un punto finale, vogliamo dire. Che tipo di percorso è stato? Vedete, proprio di questo ho parlato adesso, no? Se voi vedete lo spirito con cui è stata interpretata questa partita, la reazione dei ragazzi a fine partita, la voglia di sacrificarsi, queste sono le cose importanti del calcio. Su queste non è... quando si riesce a tirare fuori tutto, dare tutto a se stessi, vuol dire che si pensa poco a se stessi, si pensa alla squadra. Sono queste le cose che sono importanti nel calcio. Poi c'è l'aspetto tecnico-tattico su cui abbiamo lavorato bene, ma il nostro percorso è stato fatto di comportamenti, di atteggiamento, di attitudini. Oggi è stato qualcosa di veramente bello, l'ennesima prestazione incredibile. Questo è bello vedere una squadra lottare così. Penso che ci siate stati anche voi allo stadio, penso che ve ne siate resi conto anche voi, insomma. Per fare un po' il punto nello specifico sulla partita, un Treviso che è partito subito forte, poi evidentemente sono state prese le misure e il maestro è uscito alla distanza. Che il Treviso abbia giocatori forti non è che lo scopro io, ci sono dei giocatori molto 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 forti, però io lo pensavo prima e ne sono ancora più convinto adesso che i giocatori del Mestre non sono inferiori a nessuno. Il primo tempo sicuramente è stato sicuramente dalla parte del Treviso, però posso dire che ci siamo ripresi discretamente bene, no? Non so se hai altri commenti. Ti faccio i complimenti per oggi e per il percorso che hai fatto. Grazie, ringrazio molto. Per il futuro ne parliamo un po' più avanti. Sì, va bene. Va bene. Complimenti a lei e a tutti i ragazzi. Alla squadra, grazie.